trovo nel centro storico di Bruxelles, a Grand Place. Perché un viaggio a Bruxelles? Per scoprire il ruolo dell'Europa, come funziona e soprattutto l'interazione tra la regione del Veneto e le istituzioni regionali, l'Union Camere, la Camera di Commercio e l'Eurosportello con le istituzioni che si trovano proprio a Bruxelles. Seguitemi in questo viaggio. E ora abbiamo raggiunto la sede della Regione Veneto, Union Camere del Veneto, per capire effettivamente il ruolo importantissimo che viene a avere l'Union Camere per in qualche modo riuscire a intercettare quelli che sono i finanziamenti e quindi dirigerli verso progetti che portano una redditività e un'operatività effettiva per le imprese del territorio. La Regione del Veneto ha questa sede, metà la dà a noi, la gestiamo insieme perché lavoriamo all'interno del Parlamento europeo, degli uffici del Parlamento europeo per poter portare risorse, formazione, risorse per i giovani nel territorio veneto. Quindi noi assieme a alcuni soggetti che sono partner con noi riusciamo a fare progetti europei e buoni e li facciamo portando risorse nel nostro territorio, risorse importanti che danno vita ad assunzioni, a progetti innovativi, a collaborazione con le università, a collaborazione con le categorie economiche e soprattutto, ripeto, nel contesto regionale. Entriamo ora nell'ufficio di Gianangelo Bellati, segretario generale Eurosportello del Veneto. Questa però è la sede di Bruxelles. Grazie di ospitarci, segretario. Allora, un momento importante, cruciale e storico, questo incontro formativo, che ruolo viene ad avere? Però ancor più lei ci deve spiegare ai nostri telespettatori che cosa significa l'Eurosportello, che valenza ha l'Union Camere. Allora, l'Eurosportello è un ufficio della Commissione europea che ha come compito quello di informare, assistere e dare consulenza alle nostre imprese che vogliono partecipare ai finanziamenti europei, ma che anche vogliono interagire con Bruxelles nella formazione delle leggi europee. Noi sappiamo che ormai tutto quello che riguarda il mondo dell'economia e dell'impresa dipende al 100% da Bruxelles. Quindi noi vogliamo essere qui presenti proprio perché vogliamo aiutare le nostre imprese affinché le leggi che vengono proposte qui siano delle leggi che tengano conto delle esigenze del nostro sistema di impresa. Questo è quindi quello che fa l'Eurosportello. Però noi con questa sede a Bruxelles siamo presenti nel cuore della Commissione europea e quindi Eurosportello in questo caso collabora con Union Camere del Veneto e con Regione del Veneto in maniera tale che le istanze venete vengano maggiormente sentite ed ascoltate. Quindi il nostro obiettivo è con questo ufficio di rappresentanza rappresentare tutto il Veneto. Questo vuol dire che noi permettiamo a degli enti che sono comuni, le province, ma che possono essere anche il porto, può essere anche l'aeroporto, possono essere altre istituzioni, di avere una rappresentanza a Bruxelles. Una rappresentanza da noi che costa poco, che si fa tramite un accordo fra noi, la regione e l'ente che si domicilia e che ha il grande vantaggio non solo di costare pochissimo, quindi abbiamo un risparmio di spesa pubblica notevole, ma soprattutto di avere una voce unica.